onda. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buongiorno a tutti, salve, ben trovati all'Avvocato risponde. Oggi Celeste Colovati non c'è, conduco io il programma e abbiamo come ospite il dottor Giuseppe Vittorio, salve a tutti. Che poi avrà modo di presentarsi personalmente, e oggi parliamo di questioni di diritto bancario. Comunque vogliamo darvi delle informazioni in modo chiaro e semplice concernenti appunto conti correnti, mutui, prestiti, affidamenti e appunto in modo tale che possiate, diciamo, avere dei rapporti con la vostra banca chiari, corretti e sappiate diciamo così come muovervi nell'analisi dei contratti che stipulate con la vostra banca. Innanzitutto bisogna chiedersi se effettivamente voi leggete bene le condizioni contrattuali, perché chiaramente occorre sempre sapere che cosa si firma, che cosa firmiamo. Il famoso tag. E il famoso tag, esattamente, che cos'è. Ci sono tanti termini bancari che sono sconosciuti e che sono presenti nei contratti bancari. È bene spiegare di che cosa si tratta, di che cosa parliamo. Anche quando, ad esempio, interloquisco un attimo, si va a Certo. acquistare un bene di consumo, bisogna guardare il prospetto informativo e vedere innanzitutto se, nel caso si acceda a un finanziamento, se il prospetto di sintesi è ben chiaro, dove è segnato il tasso, l'eventuale rata che si va a pagare per l'acquisto di questo bene di consumo e se appunto per noi è conveniente. Esattamente. Sì, perché ovviamente i prestiti, i mutui devono rispettare ovviamente il tasso di usura che è stabilito, che è rilevato trimestralmente, TEGM, il cosiddetto TEGM, appunto, così come normato dal testo unico bancario. Il cosiddetto TEGM, che significa tasso effettivo globale medio, rileva il limite massimo al quale devono attenersi i contratti di prestito e di mutuo e in generale i finanziamenti erogati dalle banche al fine di rispettare il tasso soglia usurario. In modo molto semplice questo TEGM è ecco, per l'appunto... Il tasso soglia, ti interrompo giusto per avvivare anche la trasmissione. Il tasso soglia, cioè vale dire il punto massimo, come fa un comune mortale dove lo va a riscontrare? Esatto, allora ovviamente il TEGM deve essere indicato nelle informative che sono erogate dalla banca, deve essere diciamo ovviamente messo per iscritto e quindi lo trovate appunto espressamente indicato nelle informative che sono erogate dalla banca. E ovviamente per diciamo quantificarlo occorre, per quantificare il tasso soglia usurario, occorre aumentare al TEGM sostanzialmente un quantum di un quarto a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. Ovviamente se da questo calcolo effettuato il tasso soglia usurario viene superato, ovviamente ci sono delle responsabilità risarcitorie a carico della banca che mi pare, possiamo esatto, si parla di, mi pare, correggimi, articolo 644 del codice penale. Esattamente, l'ultimo comma dell'articolo 644 del codice penale che afferma, questo è molto importante, che qualsiasi, per dirla in modo semplice, costo che voi pagate per il vostro prestito o per il vostro mutuo deve rientrare nel conteggio del tasso soglia usurario. Qualsiasi costo, quindi
per esempio, se voi stipulate anche un'assicurazione inerente al vostro mutuo o al vostro prestito, anche il costo di questa assicurazione deve rientrare nel calcolo del tasso soglia usurario. Oppure ne avrete nel caso sentito parlare, oppure andando in banca sicuramente avrete avuto a che fare anche con le cosiddette commissioni di massimo scoperto. Ebbene, anche queste, come ha stabilito la giurisprudenza, devono essere tenute Mi pare che si conto. parli adesso più che di commissione di massimo scoperto, di commissione per anticipazione della provvista. Come termine tecnico, giusto? Esattamente. Volevo solo interrompermi un attimo per darvi i nostri numeri e i nostri contatti al fine di chiamarci durante la puntata per farci ogni domanda che volete inerente al tema di oggi. Quindi il numero per chiamare in diretta è 02 66 20 3529. Lo ripeto, 02 66 20 3529. Vi lascio anche il contatto della nostra mail, della mail del nostro programma, che è info@l'avvocatorisponde.com. Lo ripeto, info@l'avvocatorisponde.com. Se volete invece chiamare dopo la diretta, potete usare il numero 328 24 08 154, quindi 328 24 08 154. Adesso volevo chiedere appunto al dottor Vittorio come si possono muovere, diciamo, i nostri ascoltatori quando devono analizzare i contratti bancari, cioè che cosa è bene diciamo che sappiano per poter essere consapevoli di quello che firmano quando firmano un prestito. Ecco, di base l'utente che deve comprare un qualsiasi bene di consumo, che sia l'automobile, che sia il frigorifero, che sia la cucina o che sia appunto il classico computer, spesso ricevono da chi va a istruire la pratica di finanziamento un prospetto nel quale sono indicate tutte quelle che sono le condizioni del finanziamento. In questo finanziamento chiaramente è indicato il tasso, il famoso TAEG, che dal 2011 con provvedimento ad hoc della Banca d'Italia, del 9 febbraio 2011 in particolare, è stato previsto che questo tasso vada a inglobare tutti quelli che sono gli interessi per il finanziamento più i costi interconnessi a tale finanziamento. Quindi un tasso, si dice TAEG perché tasso effettivo annuo, esatto, globale, che ingloba praticamente, si può dire, ingloba tutte questi costi di cui ho accennato, in base chiaramente a dispositivo del provvedimento della Banca d'Italia. Chiaro che l'utente, quando che è abbastanza frettoloso, quando va a comprare un bene di consumo, in genere diciamo che la fase classica che chiede, oltre più che il tasso, chiede quanto è la sua capacità finanziaria, quanto la capacità finanziaria gli consente, vale a dire la rata famosa. Se il finanziamento di un'automobile che costa per esempio 20.000 euro e la rata ad esempio è 400, ammettiamo che chiaramente distribuito su un certo numero di anni è uno dei primi parametri che il consumatore va a osservare. In realtà non basta solamente si può parlare, chiaramente ho fatto come esempio 20.000 euro per l'acquisto di un'automobile, ma si può parlare tranquillamente anche del mutuo ipotecario che va a essere, la cui pratica va istruita in banca, e per cui l'utente va a chiedere tutte le informazioni possibili, immaginabili presso la propria banca. In genere appunto viene
viene iscritta un'ipoteca sul valore dell'immobile, in genere il doppio del valore dell'immobile, che praticamente serve alla banca come garanzia nel caso che l'utente che firma il contratto di mutuo presso il notaio non vada a restituire l'importo del capitale aumentato degli interessi. È chiaro, tutte queste, come dicevo, sono partito dall'acquisto dell'automobile, in cui praticamente che cosa bisogna guardare immediatamente? Il prospetto di sintesi. Cioè il prospetto di sintesi è quel prospetto, prima ancora delle altre cose, cioè chi è l'intermediario che mi va a attribuire la provvista, cioè il denaro necessario per pagare, per poi chiaramente che mi metta a disposizione il finanziamento, e quindi in genere si cerca di avere un intermediario che sia serio, e quindi che ci sia un minimo di cioè praticamente, voglio dire, se vado presso una banca con un nome, una banca primaria importante, sarò più tranquillo. Se vado verso una banca, anche la banca di provincia può... Anche se bisogna sempre stare attenti. Esatto, bisogna sempre stare attenti, però di base l'utente classico, e quelli sappiamo cosa è successo nelle banche del Veneto, alcune banche che non hanno restituito gli investimenti che erano stati fatti dei propri clienti. Quindi in pratica quando ci si chiede da chi andare quando si deve fare un'operazione di finanziamento, è molto prudente andare, soprattutto se è un bene o qualche cosa a cui noi teniamo, più che la fretta nell'avere il finanziamento immediato. Certe volte la grande banca ti dà una tempistica anche più lunga per quanto riguarda l'istruttoria del finanziamento, come ad esempio può essere invece, come parlavo prima per il discorso dell'acquisto dell'automobile, può essere un discorso di avere immediatamente l'istruzione della pratica, una risposta immediata o quasi immediata, che può servire per chiaramente indurci a fare l'acquisto. In realtà, prima di fare questo acquisto, avere almeno un giorno o due, non fare tutto nello stesso momento nel quale si decide di fare l'acquisto, ma avere un momento per poter, non dico analizzare, ma almeno considerare, visto che l'utente non è un tecnico, vedere di analizzare qual è il tasso, qual è l'importo generale, vedere se in base alle finanze della famiglia di chi va a fare l'investimento ha la possibilità di restituire non solo nel momento nel quale fa l'investimento, ma anche negli anni successivi, se ha diciamo, una tranquillità diciamo, superiore al 60-70% per restituire tutto a chi effettua il prestito. Chiaramente deve essere quindi piuttosto che prendere un bene che costa troppo o che ci faccia stare male per il fatto che magari in un momento successivo non siamo in grado di pagare la famosa rata o di fare riferimento al tasso che è espresso appunto nel prospetto di sintesi. È meglio prendere qualcosa che sia leggermente inferiore, ma che ci permetta di stare tranquilli. Ecco, in questo senso i nostri radioascoltatori possono rivolgersi anche ad un professionista nel caso, certo, per fare un'analisi. Più che altro l'ascoltatore si rivolgerà al professionista quando ci sono problemi di una certa importanza, che possono, soprattutto con le banche, possono capitare quando nell'ottica di un finanziamento, che a questo punto ci rivolgiamo più non solamente ad un finanziamento di tipo per un bene di consumo come può essere l'automobile o, come accennavo prima, un frigorifero, una cucina, ma ad esempio un finanziamento anche per un bene strumentale di un imprenditore. In quel caso lì, ecco, vediamo che può capitare che chi va a fare un investimento di una certa importanza che riguarda la salute, fra virgolette, economica sia della sua azienda sia dei dipendenti per i quali va a fare questo finanziamento, deve
cercare di di cautelarsi e cercare di fare un finanziamento che la sua azienda sia in grado di restituire. Chiaramente si parla in questo caso di leasing quando ad esempio si va a firmare un contratto di locazione finanziaria, certo, per acquisire un bene che serve all'azienda. Ma quello che è importante, ecco, quello che quando si va ad avere un rapporto con le banche, sapere che dall'altra parte ci sono degli interlocutori che sono molto importanti e molto, diciamo, che hanno una forza contrattuale molto intensa, certo. che al momento opportuno nel quale noi dovessimo litigare potremmo avere dei seri problemi, perché la banca ha una forza contrattuale rispetto all'utente che è nettamente superiore. Sì, anche se però comunque in caso di violazioni della normativa in materia di trasparenza bancaria o comunque concernente il superamento del tasso soglia usurario e in generale sulle norme che le banche devono rispettare nei contratti con i consumatori o comunque con gli imprenditori, ovviamente è possibile in caso di violazioni fare causa e anzi è consigliabile rivolgersi ad un professionista che sia il commercialista per l'appunto per l'analisi commercialistica dei contratti che voi avete stipulato con le vostre banche, e poi all'avvocato esperto di diritto bancario, il quale poi potrà istruire, se ci sono i presupposti, la causa contro la banca che non ha rispettato appunto le normative in materia. Quindi comunque le cause vengono anche tranquillamente vinte con le banche in molti casi, quindi come dire, se ci sono i presupposti giuridici ed economici adeguati è assolutamente possibile e consigliabile comunque rivolgersi ai professionisti affinché vi tutelino diciamo per queste violazioni che abbiamo accennato. Certamente. Il discorso è quello di, per quanto riguarda l'utente, ex ante, cioè all'inizio, quando l'utente va a firmare il contratto, cercare di avere almeno quelle cautele che significano cosa? Significano avere il ventennio, il periodo, parlando del caso del mutuo, che è quello più ricorrente, ad esempio, per la prima casa, e quindi poi cercherò di dare delle indicazioni anche per quegli utenti, come mi capita spesso professionalmente, che magari incorrono in un debito fiscale e quindi entrano diciamo in quell'ansia che dipende dal fatto che nel momento stesso che il debito fiscale non può essere pagato immediatamente, hanno il patema d'animo che coloro a cui hanno firmato il contratto di acquisto e soprattutto l'ipoteca relativa al mutuo, al finanziamento, sia in grado di portarli via o comunque di estrometterli dalla propria proprietà, quindi rovinando quello che è il benessere e la tranquillità familiare. Ecco che chiaramente sono un tema molto importante, questo molto sentito, esatto, sono dai nostri radioascoltatori. Esatto, sono temi, e infatti in questo senso mi volevo collegare prima, in primis, come abbiamo detto, il finanziamento che deve essere gestito con grano salis fin dall'inizio, nel senso che deve essere ben scrutato a che cosa, o deve essere ben osservato a che cosa vuole arrivare l'utente. Quindi praticamente sia che sia una casa, sia che sia come ho detto prima, il bene strumentale per cui ci possono essere delle problematiche con la banca, e quindi in quel caso, come diceva l'avvocato Canevari al mio fianco, c'è la possibilità per l'utente di andare a istruire un'eventuale vertenza. Ecco che in quei casi, adesso non voglio essere troppo tecnico immediatamente per non annoiarvi, però sicuramente ci sono delle situazioni, ad esempio per le cause contrattuali che possono essere dichiarate nulle, nelle quali l'utente si può rivolgere
al legale di turno e cercare di essere tutelato. Benissimo, adesso dobbiamo andare in pubblicità e quindi ci vediamo tra poco e continuiamo con l'Avvocato Risponde. Parliamo di diritto bancario. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. Che stato risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, siamo in diretta dall'Avvocato Risponde e stiamo parlando con il dottor Giuseppe Vittorio di questioni bancarie, di mutui, di prestiti che sicuramente interessano moltissimi nostri radioascoltatori. Si parla di mutui sulla prima casa, eccetera. Mi raccomando, chiamateci durante la puntata per farci delle domande, per chiederci delle precisazioni. Vi lascio di nuovo i nostri contatti per la diretta. Chiamate lo 02 6620 3529 02 6620 3529 durante la diretta e vi risponderemo. Oppure scriveteci alla mail del programma che è info@l'avvocatorisponde.com. Oppure se volete sentirci dopo la diretta potete chiamare il 328 24 08 154. Anche attraverso la mail vi potremo rispondere ovviamente dopo la diretta. Prima appunto stavamo parlando di prima casa, mutuo ipotecario. Il dottor Vittorio vi stava dando delle informazioni importanti e in modo semplice perché vi possiate muovere
diciamo in modo consapevole e informato per poter appunto stipulare un mutuo ipotecario sulla prima casa. Quindi io rilascio poi appunto la parola al dottor Vittorio che appunto vi continuerà a parlare di questo argomento. Intanto per l'appunto volevo avvisarvi che per riprendere il discorso che diciamo così, la questione del tasso soglia usurario, questa è una precisazione che devo fare, non ricomprende le imposte e le tasse, visto che stavamo parlando anche di Agenzia delle Entrate e di questioni tributarie. Ovviamente nel calcolo, adesso per evitare che i nostri radioascoltatori, diciamo, per far sì che i nostri radioascoltatori abbiano delle precisazioni su quanto abbiamo detto, ovviamente nel calcolo del tasso soglia usurario di cui abbiamo parlato in precedenza non devono essere per l'appunto conteggiate le imposte e le tasse e qualsiasi credito tributario che non rileva per il calcolo del tasso soglia usurario. Per quanto concerne adesso un altro argomento che è molto sentito da parte dei nostri radioascoltatori, che è sicuramente l'apertura di una nuova attività, diciamo imprenditoriale, commerciale. Possiamo parlare, nel caso se ne avremo tempo, anche di startup, che sicuramente è un tema molto sentito. Vorrei lasciare appunto la parola al nostro esperto, il dottor Vittorio. Ecco, quindi dicevamo prima appunto come sia importante la scelta del finanziamento quando si accede ad una platea di banche, sia esse importanti con un nome molto conosciuto oppure anche meno importante, quindi che chiaramente dobbiamo prendere nella dovuta considerazione, ma senza lasciarci incantare da diciamo condizioni o tassi che sono molto molto favorevoli e che chiaramente tendono ad accentrare e attirare la nostra attenzione proprio perché troppo favorevoli. Quindi stare molto attenti quando c'è questa, diciamo, questo fra virgolette miele che dipende da condizioni che sono troppo favorevoli o da una rata che è troppo favorevole o da eventualmente accessori o quant'altro che può attirarci nell'acquisto di un determinato bene che talvolta può essere magari sia conforme alle nostre necessità se lo possiamo utilizzare ancora, ovvero magari talvolta obsoleto, comunque fuori mercato, talvolta con qualche difetto, proprio perché l'imprenditore o l'azienda cerca di disfarsi di tutto ciò che diciamo ha un magazzino eccessivo in maniera da renderlo molto appetibile. Invece per quanto riguarda l'argomento importante che è connesso al finanziamento, cioè come succede oggi molto spesso, cioè l'avvio di una nuova attività. Esso è molto, molto problematico, nel senso che una persona che magari non riesce a trovare col lavoro dipendente o quindi un lavoro presso un'azienda perché ha perso troppe energie nel fare colloqui e non ha ricevuto quelle risposte nel breve o nel medio periodo che si sarebbe aspettato, avendo lui magari già conseguito una certa professionalità nell'espletare una certa mansione. Ecco che molto spesso o talvolta le persone cercano di avviare un'attività diciamo che, fra virgolette, si mettono per conto proprio un po' in un modo un po' talvolta poco consapevole, esatto, è la parola giusta, nel senso che vanno ad affrontare dei rischi che non conoscono, ma che sono costretti ad affrontare proprio per quella
necessità del lavoro che negli ultimi anni, dal 2011-2012, quando la crisi finanziaria del 2008 ha cominciato a incidere sulle nostre vite, è diventata insomma qualcosa che ha cambiato radicalmente la nostra vita di tutti i giorni. In questo senso, aprire una nuova attività, quindi che può essere sotto un punto di vista degli investimenti molto molto poco importante quando si tratta di servizi, e quindi che io posso espletare senza alcuna organizzazione, posso espletare con la mia persona, quindi con un cellulare e con la possibilità di di rendermi visibile tramite internet, con un sito o con qualche forma di pubblicità. Ecco che appunto la persona deve in certo qual modo essere consapevole di che cosa va incontro. Quindi ci sono in quel senso sia dei problemi di tipo contabile per quanto riguarda chi deve iniziare l'attività e quindi aprire una partita IVA o comunque trovare il professionista che lo può seguire, diventa un problema nel momento che non sa a chi rivolgersi. D'altro canto non è solamente il problema del professionista, commercialista o chi per esso che lo seguirà nell'avventura, ma anche un discorso di avere anche la consapevolezza della struttura che vuole aprire, cioè vale a dire, se si tratta di come dicevo prima, di una persona fisica che attiva un'attività di servizi senza la necessità di particolari investimenti, allora il discorso dell'apertura della partita IVA diventa abbastanza semplice, nel senso che può essere fatto nel brevissimo tempo senza che ci sia una necessità particolare di condizioni sine qua non, quindi parametri importanti tipo licenze e quant'altro per avviare l'attività. Se invece l'attività ha bisogno di una struttura giuridica di una certa importanza, come può essere ad esempio una società, quando il soggetto si vuole cautelare perché ad esempio ha dei beni immobili o ha delle attività che vuole proteggere come sotto il punto di vista patrimoniale, in questo caso può essere utile, o perché ad esempio a livello di persona fisica ha delle manchevolezze che gli sono capitate nel passato, allora queste persone tendono a costituire una società a responsabilità limitata, certo, che ha una propria autonomia patrimoniale. Bisogna stare proprio, cioè i nostri radioascoltatori che sono interessati al tema devono stare attenti a scegliere chiaramente la forma giuridica corretta. Più corretta. Chiaramente le società di persone non garantiscono una autonomia patrimoniale della società rispetto alla persona fisica che ne fa parte, l'ha detto in modo molto, molto semplice, mentre invece le società a responsabilità limitata rispondono solo con il patrimonio sociale con determinate eccezioni per i propri debiti. Esatto, spesso viene chiesto, approfitto quindi del fatto di dire, allora come persona fisica, essendo molto così pratici, dopo la partita IVA un soggetto può aprire tranquillamente quest'anno fino a 65.000 euro, c'è il regime contabile forfettario senza alcun problema, per cui praticamente va a pagare un importo di imposte che viene a essere intorno al 15% come imposte, e poi come contributi viene a essere intorno al 24%. Quindi molto bassi come inconvenienti. Diciamo che è molto basso o comunque conveniente per il fatto che non ci sono grossi adempimenti fiscali in quel senso lì, e quindi è abbastanza semplice avviare la posizione senza avere grossi oneri. Invece per quanto riguarda la società a responsabilità limitata di cui accennava prima il dottor Canevari, ricordiamo che esiste sia la società a responsabilità classica, quella con 10.000 euro di capitale sociale, sia quella che praticamente può avere un capitale sociale minimo anche
di 1.000 euro o anche €1, che poi però si va a pagare nei confronti delle banche nel momento stesso in cui io vado a chiedere o un finanziamento o devo dimostrare di essere sufficientemente solido. Chiaramente la SRLS, la società semplificata, adesso abbiamo una telefonata in arrivo, mi pare, è stata accantonata la comunicazione. In pratica ci sono delle condizioni per cui è necessario appunto avere delle informative necessarie quando appunto si avvia una società, e quindi questa società, nel caso della società semplificata, responsabilità semplificata, in pratica pur avendo gli stessi adempimenti della SRL classica, non ha grossi costi, soprattutto all'inizio. Tuttavia si fa rilevare che questo fatto dei non costi iniziali poi può essere un problema a livello bancario nel momento stesso che devo usare quella SRL per fare degli investimenti o devo avviare delle operazioni che dimostrino che io ho una situazione patrimoniale o una situazione patrimoniale a livello azienda, a livello società, SRL in questo caso, di tipo solido, che è quello che chiede la banca inizialmente, o anche qualunque soggetto che voglia fidarsi del soggetto responsabilità limitata nuovo, che non conosce, che magari ha appena costituito la società, vuole avere dei requisiti o dei parametri tali per cui possa fidarsi e gli possa concedere credito. Certamente. Io vorrei ritornare ancora brevemente, visto che non abbiamo tanto tempo prima della fine della puntata, sull'argomento delle questioni bancarie, del processo in materia bancaria, visto che tra l'altro oggi avete la presenza di un avvocato esperto di diritto bancario e tra l'altro anche di un consulente in materia bancaria che svolge anche attività di consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale di Milano nelle cause bancarie. Ecco, ovviamente la struttura per essere molto semplici, del processo in materia bancaria è questa. Solitamente per iniziare, avete un problema in materia bancaria, per esempio pensate di pagare troppo per il vostro prestito, pensate che il tasso di interesse sia troppo elevato, e quindi che ci siano dei problemi di rispetto della normativa in materia di informativa, oppure appunto di costi in materia di prestiti o di mutui, anche sulla prima casa, che è questione molto sentita. Solitamente si fa analizzare il contratto bancario da un esperto, un consulente, un commercialista in modo particolare, il quale appurerà se effettivamente ci sono problemi dal punto di vista quantitativo di pagamenti eccessivi o di pagamenti nei confronti della banca che siano oltre il tasso soglia usurario, e allora se sono verificate queste questioni, se ci sono delle violazioni, per esempio in materia di usura o in materia di anatocismo o altro, che il consulente rileva, è possibile avviare la causa bancaria. Prima di avviarla occorre per legge effettuare una mediazione obbligatoria davanti ad un ente. La mediazione serve per far sì di trovare un accordo bonario, transattivo con la banca. Se l'accordo non riesce, allora è possibile attivare la causa davanti al tribunale ordinario, e abbiamo, credo, una chiamata
un nostro radioascoltatore. Prego, buongiorno. Buongiorno avvocato. Innanzitutto complimenti per le vostre trasmissioni perché sono sempre interessantissime. Grazie molte, la ringraziamo. Grazie. Oggi volevo mettere un po' di pepe sul vostro discorso bancario. Sì. Allora, io da semplice cittadina che ho un conto in banca e ho un conto sul conto corrente, giusto? Sì. Però io sul mio conto corrente 0 lire interessi. Però questi soldi sicuramente la banca li userà per fare prestiti a un tasso, non lo so quale, però comunque lo fa. Se lo facessi io a metà tasso, diciamo, di quello che fa la banca, sarei un usuraio. Volevo sentire un po' lei cosa ne pensa, avvocato. Scusi della domanda un po' birichina. No, io la ringrazio molto, anzi è sicuramente un tema interessante, anche perché diciamo che tocca un argomento di cui non abbiamo trattato, cioè per esempio le cause penali, i processi penali nei confronti di funzionari o dirigenti bancari nel caso venga rilevato un tasso soglia usurario. Cioè lei sostanzialmente dice che ha un conto a 0, se ho ben capito. Forse la chiamata è stata non abbiamo più la nostra radioascoltatrice, e lei dice: se io prestassi del denaro ad un determinato tasso di interesse sarei qualificata come usuraria. Ma diciamo che la normativa, la norma penale dell'articolo 644 del Codice Penale in materia di usura si applica a tutti, cioè quindi sia che si tratti di privati che per l'appunto diano in prestito del denaro ad un tasso usurario, sia anche ovviamente alle banche e ai soggetti che lavorano per le banche. Quindi se nel caso in cui voi doveste far analizzare da un consulente il vostro mutuo e si rileva che c'è un determinato tasso, che c'è l'applicazione di un tasso di interesse usurario, chiaramente si può anche profilare eventualmente se provato l'elemento oggettivo del reato e anche l'elemento soggettivo del reato di usura, cioè se c'è la consapevolezza di quel dirigente o di quel funzionario di banca che vi ha fatto stipulare quel determinato contratto di prestito di tipo usurario, è possibile che quei soggetti siano ritenuti responsabili penalmente per il reato d'usura. Però non ci sono differenze, diciamo, dal punto di vista normativo, se si tratta di persone fisiche che danno in prestito denaro a tassi usurari o se si tratta di funzionari o dirigenti di banca che lo fanno. In genere la banca che sta molto attenta a non superare determinate condizioni, visto che ci sono le tabelle col tag, certo, col tasso che viene pubblicato appunto dalla Banca d'Italia trimestralmente, per cui la banca è molto più accorta in questo senso. Assolutamente. Altri soggetti chiaramente che fanno determinate operazioni sono chiaramente da stare molto più attenti e da sconsigliare assolutissimamente chiedere prestiti privati e quant'altro, non solo perché ad esempio il credito bancario prescrive la legge, il TUB, cioè il testo unico bancario, è prerogativa delle banche, certo, ma anche per evitare di andare a finire in canali sconosciuti o illeciti e quant'altro. Certo. E quindi abbiamo ancora pochi minuti, credo, quindi si sta chiudendo la puntata, però volevo far terminare il dottor Vittorio sulla questione della nuova attività o anche della casa, per i prestiti concernenti magari la prima casa. Ecco, io volevo fare un appunto su quanto ho detto prima, su quanto il soggetto che ha dei problemi
per la prima casa, Sì. quando assume un debito nei confronti, in genere, talvolta può essere che anche nei confronti della banca faccia fatica a pagare le rate, ma talvolta, nel caso che io volevo prospettare, che è quello più classico che mi capita professionalmente, è quello di soggetti che magari o perché sono sposati o perché hanno uno stato di famiglia nel quale partecipano anche altre persone che possono essere fratelli, figli, mogli e quant'altro, in genere marito e moglie, la fattispecie classica, in cui magari un soggetto si espone sotto il punto di vista dell'indebitamento, ad esempio perché non riesce a pagare le imposte, e l'altro soggetto, la moglie, anche lei è proprietaria della casa, della prima casa, e quindi vanno ad essere sollecitati per il fatto che hanno paura o hanno il fondato diciamo timore che ci possa essere un pignoramento della casa e che questa casa possa andare addirittura all'asta. Ecco, diciamo, per tranquillizzare i nostri radioascoltatori, che la prima casa, quando non è un bene di lusso, quindi non è classificato come A8 o A9 quando non è una villa, ecco che se classificato nelle categorie ordinarie, quindi A1, A2, A3, e quindi in modo che non dia adito alla non applicazione della legge, che si chiama era decreto del fare, decreto legge 213, in pratica cosa succede? Che il soggetto che anagraficamente risiede nella casa che abita fino a euro 120.000 è protetto. Quindi nel caso che dovesse ricevere anche cartelle esattoriali di una certa importanza, può sì avere eventualmente l'iscrizione ipotecaria, eventualmente, o subire eventualmente il pignoramento, ma non sarà soggetto all'esproprio dell'immobile. Questo è molto importante perché soprattutto capitano di soggetti che hanno magari più immobili e hanno una posizione debitoria variegata. Ecco, la domanda che viene fatta è sempre quella: se io abito e ho anche un altro bene, posso subire eventualmente l'esproprio della mia casa? Allora, la risposta è se l'immobile è solo uno, e quindi fino a 120.000 euro, anche che sia in compartecipazione o no, se chiaramente in compartecipazione il debito sarà 240.000, se invece ci sono altri immobili, quindi il soggetto che abita anagraficamente quella casa, se ha dei debiti superiori ai 120.000 euro, può essere aggredito. Ecco quindi che bisogna stare attenti a non superare questa soglia dei 120.000 euro come debito nei confronti del fisco, in maniera che il soggetto si possa in certo qual modo tutelare ed essere tranquillo che fino a una certa soglia può ribattere ad eventuali aggressioni da parte di coloro che vanno a chiedere questo rientro del proprio debito, cosa che chiaramente deve far pensare a coloro che hanno delle situazioni un pochettino problematiche. Certamente, quindi ovviamente avete questo strumento normativo di tutela nel caso appunto vengano fatte nei vostri confronti delle azioni di carattere esecutivo, a cui ovviamente si dovrà rispondere dal punto di vista giuridico, perché appunto, come dicevamo, i beni non possono essere espropriati nel valore che abbiamo indicato e con quelle condizioni. Mancano pochissimi minuti, quindi a questo punto vi dobbiamo purtroppo salutare, ma vi diamo sicuramente appuntamento per i prossimi venerdì. Tratteremo ancora
di questioni bancarie col dottor Vittorio, ovviamente nelle prossime puntate, quindi se avrete interesse e avrete delle questioni da volerci sottoporre, noi siamo a vostra disposizione. Io vi saluto, vi ringrazio il dottor Vittorio della partecipazione. Grazie a voi. E vi diamo appuntamento al prossimo venerdì. A presto. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.